18.000 capi che arrivano da tutta Italia, Verona diventa davvero la capitale dello scautismo in questi giorni, ma uno scautismo che ha tanto, tanto ancora da dire. Sì, è uno scautismo che ha molto da dire, uno scautismo che non si presenta qui a Verona per festeggiare semplicemente un compleanno, quindi un'importante ricorrenza, ma uno scautismo che rilancia la propria proposta educativa, il proprio rapporto coi territori, il proprio metodo educativo dei giovani e delle giovani generazioni per i prossimi 50 anni e non solo. Un villaggio pronto a colorarsi con i volti dei 18.000 capi scout, quello aperto in Villa Buri a Verona, il cuore della Route Nazionale Agesci 2024, con il grande campo di 250.000 metri quadrati allestito in Borgo Roma. In Villa Buri gli incontri e le tavole rotonde, ben 64 le occasioni di confronto con 226 voci diverse. Ad aprire la Route Nazionale una cerimonia con Gianni Morandi e presidente del Veneto Luca Zaia, a chiuderla il ritrovo serale di sabato con gli interventi di Roberto Vecchioni e Alfa e la mattina successiva la Santa Messa celebrata dal Cardinal Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cui seguirà il saluto del vice premier Antonio Tajani e dei due presidenti in diarchia del Comitato Nazionale Agesci, Roberta Vincini e Francesco Scoppola. Una festa che non vuole solo celebrare i 50 anni di Agesci, ma guarda avanti. Un bilancio che parte dalla grande scelta profetica di 50 anni fa, in cui uomini e donne hanno iniziato a camminare insieme, in una scelta che oggi può sembrare banale, che però ha molto di un valore profetico, e collocare sempre di più nei prossimi 50 anni la nostra associazione come un'associazione politica, cioè che si prende cura delle fragilità dei territori e che si impegna, rimboccandosi le maniche con un'immagine a noi molto cara, per renderli migliori, per aiutare le persone a vivere in un mondo che sia migliore.